Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano. Allora, siamo qua e adesso voglio provare a fare, diciamo, fare la simulazione, entrare se c'è bisogno, così da velocizzare un po' il tutto, ma rivedere anche più partite in realtà, farne di più, ma con meno tempo. Dopo chiaramente dalle playoff saranno tutte cupendiane. Allora, simula fino a... allora, simula con... Vediamo così. Cos'è sta roba? Ah, ancora? No, non voglio cambiare. Allora, vediamo. Allora, vediamo come va. Ma non mi dà il tabellino? Ma voglio capire una cosa. Lonely 5 minuti. Ok. Dovremmo esserci. Vai. Andiamo avanti e vediamo come va. Stiamo perdendo in questo momento. Siamo a Denver. Ok. Se c'è bisogno entriamo, se no andiamo avanti. Insomma, facciamo così a questo punto, vediamo che le partite capiamo un attimo meglio. Attenzione, siamo un po' in difficoltà qua. 7 punti. Interrompiamo un attimo. Vediamo Johnson, vediamo per esempio Longley. Sta giocando però pochi punti. Di Longley in simulazione fa poco, Luke. Ero curioso di vedere anche questo. Kevin Johnson, insomma, diciamo che stanno soliti un po' più bassi. No, io Longley lo tengo. Hai qualche problema? Ok. Adesso vediamo l'ultimo quarto come siamo. Siamo sempre sotto. Adesso come... Oh, finalmente vedo Phoenix davanti. Siamo là, siamo là, siamo là, siamo là. 97, 100. Entriamo adesso. Vediamo, così vediamo anche com'è, sinceramente, sono curioso. Ok. Vai. Perfetto. Siamo a Denver. E che è importante vincerla. Bravissimo, dai. Meyerly. E bravo Luke, e bravo Luke, e bravo Luke. 6 punti di vantaggio. Diciamo che se vedo che siamo lì lì, magari me la gioco. Vediamo se... Adesso vediamo qual è, diciamo, la versione... Oh, possiamo andare? Si è incantato? E possiamo? Ok, grazie. Vai. Na, 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 na. Attenzione. Bella comunque la Valle di Denver, retro mi piace molto. Benissimo. Meyerly. Da casa sua. Ah, peccato, questo è un errore che non dovevamo fare. Boom boom. Ancora rimbalzo. Vai Longley. Voglio portare punti a Longley, ma devo pensare alla squadra, bravissimo. Cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ma dai! Ma dai!
Comunque ancora non è rientrato purtroppo il buon... Ma vedi, forse perché col fatto che è simulata. Sarà così, boh. Non posso intervenire, forse. Sì, questa è un po' una cagata, secondo me. Ah no, posso in realtà, è solo più lento. Vai. Occhio. Ecco. Stiamo attenti, ragazzi. Bravi. Ah, peccato. Dai, Mayerly. Mayer marcatissimo, Mayerly. Dalla media. Neanche dalla media. Mamma mia, mamma mia. Bravissimi, ragazzi. Voglio la tripla per chiudere. Na, na, na. Niente, non ne metto più una, ragazzi. La marcatura di Denver è asfissiante. Due punti di vantaggio. Guarda come pressano. Fallaccio. Devo metterli. Gol. Durissima però, durissima. Sta roba mi sta sul cazzo però che nei timeout è più lento. È più lenta sta fase qua, non capisco il perché sinceramente. Dai, 25 secondi, dobbiamo assolutamente chiuderla e vincerla. Aia, from downtown. No, no, -1. Ai. Subito a fare il fallo. Miley, ti prego, boom. Che finale, signori. Miley, boom boom. No, adesso ti prego. Bravo Luke. No, fallo su Luke però. Longley, dai, liberi, vediamo. Gol di Longley. Finisce qua, yes, ciao. Mamma mia, si va a vincere, raga, si va a vincere. E si gode. Ciao, 27-10, doppio, ma 19-7, Kevin Johnson, pochi assist per Kevinaccio oggi, Ok, però Longley chiude 9-9, quasi doppia di Longley, va bene. Mi piace anche così, ci sta secondo me. Ci sta. Adesso voglio capire sti cazzo di infortuni, allenamento. Ok, adesso abbiamo qua un recupero degli infortuni, me lo fate? Allora, valutazione infortuni. Lavoro sul fisico e qua facciamo una roba leggera. Unione squadra. Poi abbiamo ancora San Antonio la mattina. Sempre riabilitazione. Pomeriggio andiamo sull'individuale. E prima della partita con LA facciamo sessioni di tiro.
Dopo, io direi, facciamone un po'. Allora, sistema di squadra. Deve tornare Hornacek, signori, deve tornare Hornacek. Ok. E qua facciamo forza. Facciamo fare anche grosso qua. Partitella. E ok. Arriviamo fino a Miami. Fino a Miami. E sempre infortuni. Forza. E Unione Squadra. Ok. Allora andiamo avanti. Vai. E andiamo. Vediamo se riusciamo a... se dobbiamo intervenire o meno qua. Per il momento San Antonio spinge. Dai però, cazzo. Ok, siamo un po' in rimonta, perfetto. Ancora un muso davanti per Sant'Antonio, perché è Sant'Antonio, ragazzi. Ok, ancora in vantaggio. Dai, fioi, andiamo a chiuderlo per piacere. Niente, non riusciamo a chiuderla. Anzi, cazzo, stanno sopra di parecchio adesso, eh. E giochiamo anche in casa, dai, fioi. Ultimo quarto. 73, 75, 77, per piacere pareggiamola, niente, ancora loro. Proviamo. 9-1 San Antonio, 8-6 Phoenix. Vai. Meno 3 però San Antonio c'è purtroppo. Siamo ancora una squadra incostante purtroppo, non abbiamo la costanza dei risultati, ancora lo spauracchio Robinson. Ma zio che... contro Robinson è dura, gol. Dai, 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 meno 3. Non ci credo, ha preso. Questa è pesantina, questa è pesantina. Sta giocando bene Kevin Jones, una doppia mostruosa di Kevinaccio. Mamma mia, sempre meno 3 però. Devono sbagliarla, se non la sbagliano sono cazzi. E ancora quel cazzone di... vabbè, ma non può prenderle tutte però, dai, porca puttana. Stanco anche Maierli. Ecco qua. Finisce qua, ragazzi. Purtroppo perdiamo contro San Antonio. Se vinciamo, vabbè. È incredibile, incredibile. Ok, è stato veloce, per fortuna. Questo perdiamo con squadre che dobbiamo vincere, quello è il problema. Johnson, boom. È proprio finita però, è finita ragazzi, è finita. Cazzo, facciamo time out. Sconfitta che mi sta un po' sui maroni. Vaffanculo. Dai.
Dopo è chiaro che non è che faremo tutte così, se c'è il bel match, tipo contro Chicago, magari facciamo 12 minuti e me la faccio io, hai capito? Adesso vediamo, dai. Ok, regola manualmente. Allora, torna Hornacek finalmente. Allora, Jeff Hornacek, me lo godo, consigliati 30. 32, Cedric Ceballos. Non vuole se Ceballos 78, però scusa un attimo. Ok, scusa, mettiamo Chambers, cioè che cazzo è sta roba? Dan Meyerly 32, Luke Longley è ancora sopra ritmo, è sopra ritmo purtroppo. Facciamo 25, diamo un po' di più a Ceballos, Dumas va bene. Nili qualcosa in più, Poretto. E basta. Ok. Scusami. Cos'è che non è valido? Vediamo cosa ha fatto. Johnson. Ok. Adesso stavo messo sul cacchio sta roba. Da Longley ne danno sempre pochi. Ho capito che non è ancora il look che vogliamo. Ma con me deve giocare, punto. Ho deciso che è così ed è così, basta. Bene, contro Los Angeles. 18-7 Los Angeles, attenzione. Questa sarà dura. Vediamo, se siamo tanto distanti è chiaro che la perdiamo, eh. Gioco in casa a Los Angeles, questa sarà una sconfitta, quasi certamente. Vediamo quanto arriviamo nell'ultimo quarto. Si sta spaccando lei, eh. Siamo un po' in rimonta, ma... che sete. 59, 61, siamo distantissimi però. Questa idea che se la porta a casa è lei. Sì, sì, questa è una vittoria per Los Angeles, è sicura. Ok, vediamo il tabellino. Miley bene, Johnson bene. Horner si è tratto pian pianino. Longley sta salendo comunque anche nelle simulazioni, perfetto. Simula fino a questa data. Saric, Von Williams, Bryant. No, guarda. Rifiuta lo scambio. Miami 18-9, signori. 18-9 Miami. Siamo in casa però, dai. Qua dobbiamo fare bene. Adesso facciamo la prova sia col video così o con quello diciamo come persona, e così ve ne vediamo di più. Siamo un po' più veloci. Dai, abbiamo un buon vantaggio. La stiamo portando a casa, 98-96. Perfetto, arriva la vittoria. Hornacek torna a bomba, Johnson bene. Meyerle qua un po' meno. Ok. Adesso torniamo a fare l'allenamento. Stanchezza 60%, forma fisica 77. Ok. Allora qua facciamo roba leggera qua. Io farei lavoro sul fisico, che questo però individuale quelli che mi fa lui li teniamo. E qua unione squadra. Dopo qua qua siamo pieni di partite, quindi direi di andare leggeri. Individuale basso. No, però è già così. Ora facciamo condizione. Ok, e la sera
Studia le registrazioni. Qua possiamo spingere un po'. Lavoro sul fisico e la sera. Ok. Sessione di tiro e il pomeriggio facciamo un bel individuale. Ok. Individuale medio. Unione squadra. Pomeriggio forza A. Lavoro sul fisico. Mattina. Ok, qua ci riposiamo. Bene, fino a Denver. Buono, allora adesso abbiamo i Mavericks. Porca puttana. Niente, proprio Hornacek che proprio cioè, si fa male spesso, purtroppo si fa male spesso e questo non è positivo. Va bene. Che palle. Hai guarito? Ti me la vaffanculo però. Allora, ok. Mamma mia, quando fa così lo inchiappetterei. No. Allora. Bene. Ancora, purtroppo l'unica rottura di palle è che ogni tanto succedono queste cose. West per Longley. Ok. Allora contro i Mavericks, vai. Partenza un po' di merda. 40, madonna. Dallas Show. Ma chi cazzo hanno? Boh. Qua rischiamo, 7 punti, 6. No. 87-79 la vedo difficile a 2,18. Sì, purtroppo la perdiamo. Non me l'aspettavo. Ecco, 15-13. Interesse fan 34,8. Non capisco. Qua io siamo contro qua 13. Sì. Madonna, così male va Detroit. Non sono. Dovrebbero essere, insomma. Forse sono nella fase discendente. Petrovic, no, non lo vendo mai. Zio che è. Questo dovremmo portarla a casa, però, Infatti, vedo che la squadra c'è. Ok, perfetto. Contro Atlanta. Malone Eaton, no, sì, sicuramente. Allora, simula. Gioca. Ok. Contro Atlanta. Sono anche partite che sinceramente non è che mi ispirino più di tanto. Chiaramente se c'è da entrare, qui qua li stiamo massacrando, ragazzi. Massacro Atlanta. Ok. Hornacek bene, Kevin Johnson va bene. Longley si attesta sempre su quello, diciamo che senza di me fa più fatica. 22-9 Charlotte.
Mamma mia. Charlotte è forte, vediamo se c'è da entrare, entriamo ovviamente, siamo molto vicini. (106, 101). E si va a vincere, massacriamo Charlotte, dall'interesse però è sempre basso. New York, ecco, ho sbagliato io qua, zio Ken. Vediamo una cosa, vediamo se il roster sta un po' migliorando. Andiamo allenamento. Ah, qua ho fatto tutto, ok, quindi praticamente, boh, perfetto, perfetto. Dai. Contro Denver. Siamo sotto, eh? Attenzione che siamo sotto. Qua bisogna entrare, raga. Sì, bisogna entrare 102,97. Bisogna entrare palla a Denver addirittura. Ai ai ai. No, non può metterla così. Bravo Luke. Cioè, bravo Miley, scusate. Comunque i playoff entriamo senza problemi. Hornacek, boom boom. Jeff Hornacek. Vai. Mamma mia. Buono, buono. Vai Meyerly. Boom. Mamma mia, Kevin Johnson malissimo per oggi. 4 punti, 8 assist. Mamma mia. Male oggi il buon Kevin. Attenzione. Qua c'è dormita generale. Dormita generale. Perché non mi mettono Kevinone però? No Jeff, no Jeff, questo è un erroraccio di Jeff. Ecco, fallo inutile. Fallo inutile questo, eh. Peccato, cazzo, dopo 2 triple così non ci voleva. Grandissimo, Myrie me la insacca. Ed è pareggio, ed è pareggio. Troppi rimbalzi offensivi. Scusate ragazzi, cappellone comendiano. Ho bisogno di Johnson, fiore, dai. Ma si è fatto male, cazzo. Ma sei fortunato, paura, eh?
Boh, vai. Che bello. Più 2. No, non so, non lo so. Sì, Jeff. Più 1, più 1 Phoenix. No, Longley ti prego. Niente, non prendiamo un cazzo di rimbalzo. Voglio vedere Kevin Johnson, ma secondo me si è fatto male per aver fatto così male. Questa è pericolosa, ma Longley c'è. Mettila però. Sempre un punto di vantaggio per Phoenix. Mamma mia che partita. 50 secondi. Guarda che cagata. Guarda il cagatone, il cagatone. Qua pensavano che nasce da 3. Silenzio. Bravo Longley, bravo. Oh, c'è Kevin Johnson. No, ma non capisco. Boh, non comprendo sinceramente. Oh, è uscito per... non so che cazzo sia successo. Devo evitarlo questo. Ecco, l'ha messa purtroppo. Mamma mia, la mettono tutte, le mettono. Ma, cioè, no, questa è incredibile. Ma perché non me lo fai mettere? Non capisco sinceramente, scusate, ma non comprendo sta cosa. Mamma mia, siamo là. Questa è sbagliata, sì. Questa mi costa probabilmente la vittoria. Ho tentato il colpo gobbo. Tre punti di vantaggio, questa la perdiamo. Tamocari. Con tutte le triple messe siamo riusciti a perderla. Non è ancora detto però. Però l'ultimo tiro lo do ad Ornasek, sinceramente. Siamo ancora troppe sconfitte che potremmo evitare. Oi! Sì! All'ultimo respiro! Grandissimo Jeff. Niente, non posso proprio metterlo supplementare, non posso proprio metterlo Johnson, se qualcosa secondo me. Mamma mia Ornas, che giocatore. Ci facciamo i supplementari, ce li facciamo a sto punto e chiudiamo qua il video. Overtime ragazzi, primi overtime.
Bravo Luke, dai. Bravo Jeff. E bravo Chambers. O Chambers, lascio sempre a voi la scelta finale. Che giocatore Hornacek. Qua sono io un coglione, è ufficiale. Mamma mia, Denver, ragazzi. Bravo Longley, va lunetta con il tiro libero supplementare. Che però cappella, ovviamente. Fallo purtroppo. Ma cosa ha messo? Sembrava un mattone. Dai Longley, niente da fare. Brutto errore questo. Che due coglioni. Grande Hornacek. Mamma che dura. Ok. Meyerly. Hornacek quando in serata però, ragazzi. Mamma mia. Mamma Jeff. Mamma Jeff. Sbaglia tutto adesso Denver. Questa la portiamo a casa noi. Era finita la partita. Ancora Hornacek. Stavolta il ferro sputa. No, il triplone. Manco male. Buono, buono, buono. Si aspettavano il triplone, invece andiamo con Chambers. Da capire Kevin Johnson perché non me lo fa mettere. In faccia Longley qua, In faccia a Luke, purtroppo. Ha preteso un po' troppo qua. Attenti che fanno presto ad entrare. Che bellissimo. Da solo rete. No, la sbaglia. Però la mette. 2 punti, 2 fottutissimi punti. Bravissimi, bravissimi. Questo è il Phoenix che voglio. Dopo finita sta partita comunque vediamo un po' le classifiche per capire come siamo messi. Mamma mia, 2 punti. Ti prego Jeff. E ancora, mamma mia, quanto lo amo sto uomo. Quanto lo amo Hornacek.
128 Denver, 133 Phoenix. E Longley anche recupera palla, signor, vabbè. Partita che era persa, ragazzi. Se mette anche questa, potevo perdere tempo, però sono un po' un pirla che voglio fare 1000 tiri. Mamma, che stoppone, ragazzi, che stoppone. Mamma mia, due mattoni osceni. Bravo Longley. Niente, proprio con lui i liberi sono impossibili, bene. Oh, uno ne entra, per fortuna. Mamma mia, 100 secondi, il vantaggio di 6. Per troppi concediamo troppi rimbalzi. Ancora sto stronzo. Concediamo troppi rimbalzi offensivi. Niente. Ma poi non riesco a fare liberi questo qua, eh. Manco male. Più 5. Mamma mia, cosa gli ho stoppato con Meyerle. E si gasa Meyerle, si gasa. Ciao. E si va a vincere, perfetto. Con lo scattino a canestra, lo scadere di Hornacek, però mostruoso. È sua la vittoria. 38 punti, ragazzi. 38 punti. Longley bene. Bisogna capire Jones. Secondo me si è fatto male. Secondo me si è fatto male. Cioè, non c'è spiegazione. No, non si è fatto un cazzo, non si è fatto. Boh. Vabbè, andiamo a vedere un po' le classifiche e salutiamo. Allora, capo classifica della Lega. Allora, punti per partita MJ. Dei nostri, chi c'è qualcuno dei nostri? Jeff Hornacek 16 comunque, bravo. Rimbalzi Kevin Willis. Ok, Rodman, no, dei nostri non credo. Poi, assist. Stockton ovviamente. Kevin Johnson, bene, bene. Dai, non siamo messi malissimo. Poi recuperate Dumas. Stoppate. Patrick Ewing, vabbè, ci sta. Palle perse. Gary Payton. Grande Gary. Percentuale tiri dal campo. Sono curioso questo. Ewing. Va bene, andiamo a vedere la classifica invece. Classifica NBA. Siamo sesti, 19-14. Insomma, stiamo galleggiando, però, non stiamo dominando, proprio per il cacchio. Nella estera, qua abbiamo Chicago in recupero, invece. Charlotte prima è incredibile, ma Charlotte abbiamo visto che è forte, molto, molto forte. Poi andiamo. Non c'è ancora qua lo Star Game. Clyde Drexler è messo molto bene come guardia. Noi abbiamo Hornacek nono, madonna. Poi lunghi, c'è Meyerly nono, tutti noni siamo.
Vabbè, raga, non siete il Commodore veneziano, la modalità così secondo me è più interessante. Dopo comunque aspetto i vostri commenti. Ciao!